Buonasera, buonasera a tutti e a tutte, ben ritrovati al Teatro a Casa Tua, la rubrica del circuito ERT dedicata ai protagonisti e protagoniste della scena teatrale. Come sapete, questo è uno spazio che ci permette di raccontare l'attività del circuito a 360 gradi, che si occupa quindi di teatro, di prosa, di musica e di danza. Questa sera parleremo di musica e in particolare parleremo di musica jazz, quindi diamo subito il benvenuto all'ospite di questa sera, Fabio Massaruto, direttore artistico di San Vito Jazz. Buongiorno e bentrovati. Grazie appunto per essere nostro ospite e siamo molto felici che siamo proprio alla vigilia della partenza di questa edizione della rassegna che appunto partirà domani, venerdì 25 giugno, con un concerto del Laguna Jazz Collective. Fabio, appunto, puoi raccontarci quali sono le novità di questa edizione di San Vito Jazz? Sì, la prima novità è quella che ai noi non saremo nella collocazione tradizionale come l'anno scorso, peraltro, perché a causa della pandemia ci siamo spostati da marzo a fine giugno, inizi luglio, appunto, al riparo, proprio per la sicurezza di tutti, e saremo nella bellissima piazza Stathlon, in caso di maltempo, perché si sa che in Friuli spesso arriva anche il maltempo, i nostri spettatori, stiamo tranquilli, ci trasferiremo al capiente e comodo Auditorium Zotti, che è proprio a fianco della piazza. 3 appuntamenti, come di consueto, da quando siamo partiti 15 anni fa, nel 2007, con la solita suddivisione, diciamo, che abbiamo più o meno sempre rispettato, cioè quella di dare spazio alle più interessanti proposte del nostro territorio, della nostra arte Giulia, dare spazio a dei gruppi italiani, di jazz italiano, e poi aprire anche una finestra sul jazz internazionale. Perciò i 3 appuntamenti seguiranno un po' questa scaletta, appunto domani 25 la grande apertura, apriamo insomma, i giochi di San Vito Jazz con Laguna Jazz Collective, il 30 mercoledì avremo Francesco Cusa e i suoi The Assassins e poi il finale il 2 luglio con David Murray Trio. Ecco, raccontiamolo questo programma a partire dal concerto di domani sera, che come dicevamo appunto è con il Laguna Jazz Collective, un giovanissimo ensemble regionale e appunto che a San Vito Jazz trova uno spazio di valorizzazione e di opportunità in linea con quanto è sempre stato fatto da questa rassegna. Hanno appunto una nascita territoriale ma un respiro nazionale. Puoi raccontarci questo primo concerto? Sì, si tratta allora di un collettivo, e già la parola, no, Laguna Jazz Collective spiega un po' la natura di questa formazione. È un collettivo perché le musiche che eseguiranno sono di loro composizione e sono frutto della penna un po' di tutti i componenti, per cui non c'è un leader, diciamo, non c'è un direttore, ma è un collettivo, un'organizzazione orizzontale, appunto democratica, in cui ogni musicista porta anche il proprio universo sonoro per comporre questo mosaico coloratissimo. Io ho già sentito le musiche in anteprima e vi assicuro che sarà veramente una grande festa di gioia, di colori, dal jazz, diciamo, contemporaneo a derive di tipo rock, psicadeliche, fino ad arrivare a canzoni popolari di Marano, perché questo gruppo Laguna Jazz College nasce all'interno di questo piccolo festival a Marano, appunto, con i musicisti che un po' sono transitati in questo piccolo festival, hanno deciso di dar vita a questo collettivo. Ci troviamo insomma, delle colonne del jazz del Friuli Venezia Giulia, come Daniele D'Agaro, che è stato ospite molto spesso da noi con i suoi progetti, o Giorgio Paccori, Luigi Vitale, Denis Biason, fino ad arrivare ai, diciamo, i più giovani musicisti friulani che però ormai sono già conosciuti a livello nazionale e già si stanno facendo valere. Penso a Mirko Cisilino, Filippo Refice, Alessandro Mansutti, insomma un gruppo veramente di musicisti con una carica, un'energia, ma anche con uno spessore musicale direi importante, per cui sarà una sorta di anteprima per questa formazione e vi consiglio di non mancare, perché come siamo ormai, chi ci conosce sa che cerchiamo sempre di stupire con proposte fuori dal circuito dei cartelloni tradizionali e raramente, insomma, i nostri spettatori restano delusi, tanto è vero che possiamo vantare un numero di abbonati decisamente elevato e anche
insomma, lo sbigliettamento di questi giorni l'hanno dimostrato. Quindi sì, ricordiamo appunto che San Vito Jazz nasce come rassegna con la possibilità di abbonarsi a tutti e tre gli appuntamenti. Dicevamo domani l'anteprima, l'apertura con il Laguna Jazz Collective, proseguiamo poi mercoledì 30 con Francesco Cusa e The Assassins. Cosa ci racconti di questo concerto? Allora, Francesco Cusa è un musicista siciliano, è uno dei protagonisti degli ultimi 30 anni della musica jazz creativa e improvvisata, è tra i fondatori del collettivo Basse Sfere che operava nella zona del Bolognese, è l'ideatore, il coordinatore di Improvvisatore Volontario con un'etichetta discografica dove sono passati veramente le cose più interessanti, più innovative, più stimolanti del jazz italiano e non solo italiano. Ha questo gruppo ha formazione variabile diretta da lui, che esegue musica appunto di Francesco Cusa. A San Vito sarà con l'ultima incarnazione di questo quartetto, The Assassins, nel quale tra l'altro ha fatto parte anche per alcuni anni Flavio Zernuttini, che è un trombettista friulano molto conosciuto. La nuova formazione schiera Valeria Sturba, violino, voce e theremin, Ferdinando Romano al contrabbasso e Francesco Benvenuti al sassofono, oltre a Francesco Cusa alla batteria. Un piccolo inciso, il disco che è appena uscito di questa formazione è un disco dedicato a un pianista scomparso prematuramente, che si chiama Gianni Lenoci, il disco si chiama The Uncle, è un disco doppio peraltro, dove un disco suona la formazione con Lenoci e nell'altro disco invece la formazione che sarà presente a San Vito. Mi sembrava giusto ricordare questo grandissimo musicista, non molto considerato in vita, ma che noi abbiamo avuto la fortuna invece di avere anche a San Vito Tagliamento. Ricordo un bellissimo concerto sotto la loggia con Gianni al pianoforte, Marcello Magliocchi alle percussioni e le sue campane sonore, che poi era un'installazione che rimase per qualche giorno in questo spazio. E l'occasione appunto per ascoltare un musicista secondo me molto valido, tra l'altro poi Francesco è anche un poeta, nel libretto del disco ci sono alcune poesie dedicate alle noci, è un personaggio veramente che merita di essere conosciuto, è un tipo di jazz di ampio raggio, diciamo, no? Io ho scritto nelle note, è un quartetto che può suonare qualsiasi cosa, dal bebop, cioè dal jazz moderno, diciamo, ormai classico, fino all'heavy metal, e lo fa. E vedrete, insomma, e ascolterete che effettivamente è un gruppo senza limiti e senza paura di niente. Che ci porta poi al gran finale di questa edizione di San Vito Jazz, quindi venerdì 2 luglio con David Murray e il suo trio. Un appuntamento di rilievo internazionale per chiudere al meglio questa edizione. Sì, chiudiamo appunto con questa formazione, e sono 3 veri e propri colossi del jazz afroamericano, tutti e 3 hanno una discografia sterminata, oltre che una carriera fortissima. Solo per parlare di David Murray è veramente uno dei protagonisti del jazz degli ultimi 40 anni, musicista straordinario, una tecnica strepitosa, è stato, per citare qualcosa, insomma, è stato tra i fondatori del World Saxophone Quartet, la prima vera importante formazione di soli sassofoni che ha scritto veramente la storia del jazz. Grande compositore, grande direttore di formazioni, dalla sua big band fino ai quartetti e quintetti, ha inciso una quantità sterminata di dischi, ed è un musicista che quando lo ascoltiamo veramente nel suo suono possiamo ascoltare tutta la storia del jazz, da Ben Webster fino ad Albert Taylor. Veramente è un musicista che ha assorbito tutta la storia del jazz e la restituisce con la propria sensibilità, con una grande generosità anche proprio nella sua performance. La stessa cosa si può dire di Brett Jones e di Amy Drake, anche loro sono 3 musicisti veramente in grado di padroneggiare qualsiasi stile, qualsiasi atmosfera, e sono convinto, insomma, che sarà una grandissima festa per le orecchie, e un modo, diciamo,
bello di chiudere questa nostra edizione nel segno appunto del jazz, della gioia, di una ritrovata anche serenità per tutti coloro che hanno patito questo periodo, e perciò vi aspetto insomma tutti. Fate presto perché poi non ci sono più i posti, non prendetelo là con me, abbiamo i posti limitati, le normative sono severissime e noi ci teniamo a rispettarle in maniera seria, per cui affrettatevi a prendere gli ultimi biglietti e ci vediamo in Piazza Statrum a San Vito Jazz. Esatto, infatti questo ci permette di dire, di fare un po' un passaggio sulla campagna abbonamenti che ormai agli sgoccioli si è conclusa e appunto abbiamo un pubblico di San Vito Jazz molto affezionato e molto entusiasta in generale delle vostre proposte, delle nostre proposte. Come ha reagito quest'anno? Bene, nonostante fossimo un po' preoccupati perché chiaramente appunto i tempi sono quelli che sono, ma la risposta è stata veramente confortante e ci aspettiamo un buon afflusso, perché l'invito è veramente a telefonare, a prenotare, qualche posto c'è ancora, per cui insomma si può prenotare sia l'abbonamento anche per chi lo ritiene, che è veramente vantaggioso, e anche biglietti singoli, perché invece magari non riesce a essere presente a tutti gli abbonamenti, a tutti gli Gli appuntamenti. appuntamenti. Ricordiamo in chiusura che San Vito Jazz è frutto di una preziosa sinergia che si conferma anche quest'anno tra l'ERT, l'Ente Regionale Teatrale, e il Comune di San Vito a Tagliamento, e si realizza con il sostegno di ATAP, una compagine che insieme lavora per portare a San Vito al Tagliamento il jazz, insieme naturalmente a te in quanto direttore artistico. Sì, una bella squadra, insomma, abbiamo fatto un bel pezzo di strada assieme, ma io devo dire che oltre a noi, insomma, l'altro pezzo di squadra sono i musicisti che sono sempre stati molto disponibili, molto generosi con noi, e soprattutto il pubblico che è stato veramente calorosissimo, ci ha sempre sostenuto con grande calore, con grande affetto, e questo è l'arma vincente, poi riuscire a stabilire un rapporto di fiducia. Noi chiediamo insomma di fidarsi di noi anche quando le formazioni non sono quelle più conosciute nel cartellone, e il pubblico si fida e dunque ci consente di continuare a scommettere, di rischiare e di far conoscere appunto proposte innovative, curiose, diverse dal solito. Il mondo del jazz per fortuna è un mondo enorme che ha una quantità veramente sterminata di artisti e di declinazioni sonore, peraltro, cosa che tentiamo di fare. I 3 concerti proporranno 3 sguardi sul jazz molto, molto diversi, non un unico sguardo sul jazz. Quindi non ci resta che dare appuntamento al pubblico a San Vito già da domani, quindi da domani sera con il concerto del Laguna Jazz Collective in Piazza Stadlon, e in caso di maltempo appunto ci sposteremo all'auditorium. Tutte le informazioni le potete trovare appunto sul nostro sito e sui canali social. Quindi grazie a Flavio Massarutto, direttore artistico di San Vito Jazz, per essere stato con noi. Grazie a voi e buon jazz a tutte e a tutti. Grazie appunto anche a tutti e a tutte che ci hanno seguito anche in questa puntata del Teatro a Casa Tua, che torna come sempre ancora per qualche puntata prima di una pausa estiva giovedì prossimo, sempre alle ore 18:30 in diretta sulla pagina Facebook di RTFVG e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti e a tutte e buona serata.